Bentornati e bentrovati a Storia. Comincia una settimana nuova, una settimana in cui ci occuperemo del primo grande filosofo dell'antichità. Inizia la storia della filosofia e la storia della filosofia inizia non a caso, non ad Atene, non a Sparta, non nel centro della Grecia, ma inizia in periferia, inizia a Mileto. Mileto è una cittadina che si trova sulla costa della Ionia, l'Asia Minore, l'attuale Turchia. Ecco, in questa cittadina muovono i passi i primi veri filosofi, il primo vero filosofo, che è Talete. Talete è uno dei 7 savi, uno dei 7 saggi, viene ricordato nel catalogo tradizionale dei 7 saggi e viene ricordato con delle datazioni molto diverse. Sappiamo per certo che lui nel 625 a.C. è in vita, sappiamo per certo che nel 545 a.C. è morto. Qualcuno poi posticipa la data di morte, qualcuno anticipa la data di nascita, ma sappiamo che tutti concordano che in quel lasso di tempo, a cavallo tra il VII e il VI secolo, lui è vivo. Lui è vivo e si pone delle domande che nessuno si era mai posto. Se le pone perché? È interessante perché le domande non nascono in maniera automatica, se le pone a partire da un'intuizione. L'intuizione che la realtà abbia delle connessioni così profonde, così radicali, così radicate, che in qualche modo la rendono un tutt'uno, un uno. La realtà che ci appare così diversificata, così molteplice, pensate alla giornata che ciascuno di noi sta svolgendo, ha svolto, no? Abbiamo vissuto, incontrato tante cose, animate, inanimate, fisiche, morali, mentali, è tutta costruita, intessuta, intrecciata di un filo, di un tessuto che è lo stesso e per Talete un tessuto materiale, un tessuto quindi reale, non un tessuto immaginario, non è un tessuto astratto. Tutta la realtà è intessuta di qualcosa di materiale, di reale, la realtà è una ed è intessuta di qualcosa che la rende reale in ogni suo aspetto. Vi anticipo, poi lo affronteremo meglio nelle prossime puntate, che per Talete questa unità della realtà è data dal fatto che non esiste una cosa che non sia umida, non esiste una cosa che non sia bagnata, non esiste una cosa che non abbia a che fare con l'acqua. Ora, noi sappiamo oggigiorno che l'acqua è un elemento fondamentale che permea tutta la nostra vita umana, ma per un uomo del VII-VI secolo a.C. arrivare a un'affermazione così ardita e coronarla di una precisione scientifica non da poco è sicuramente sorprendente. La domanda è quindi che cosa in realtà ha intuito Talete, che cosa ha capito Talete. E i filosofi posteriori dicono che lui ha intuito l'arché. Che cos'è l'arché? L'arché è il principio. Principio anche nel modo di parlare ha 2 significati. Principio è quando una cosa comincia, principio è quello che permette ad una cosa di essere così. Il principio di legalità, il principio di giustizia permette ad un'azione di essere legale, di essere giusta. Quindi il principio è qualcosa che fa iniziare le cose, ma è qualcosa che le tiene anche in vita. Ecco, per Talete questo qualcosa che fa iniziare le cose e le tiene in vita, i cristiani direbbero Dio, gli agnostici direbbero il mistero ignoto, gli atei direbbero le particelle, gli atomi, eccetera, eccetera. Ecco, per Talete esiste, questa è la prima notizia, qualcosa che tiene insieme tutto, è qualcosa che fa stare tutto in piedi, e questa cosa che esiste è materiale. È, banalmente, sui libri si dice l'acqua. In realtà vedremo è qualcosa di più. Un po' di curiosità credo che ci sia venuta. Ce la soddisfiamo domani, sempre qui, sempre a Storia.